Oggi scopriamo un'altra eccellenza del nostro delta, siamo a Rosolina, alle dune fossili e siamo con Eddie Boschetti del WWF. Sono le dune fossili di Fenilone, vicino al villaggio Norge di Ecco, Rosolina. diciamo che tra più o meno vicino alla RSA e Sì, vicino tra Villaggio appunto, Nord e l'RSA siamo con di Eddie Rosolina. Boschetti, che è un attivista di WWF, e ci vogliamo far spiegare dove siamo, cosa rappresenta questo posto, che tra l'altro è un posto aperto, non c'è bisogno di biglietto o altro, ha solo necessità di essere rispettato. Curato, No, è rispettato soprattutto rispettato. Ci vuoi spiegare dove ci troviamo? Sì, è un complesso di dune fossili molto simili a quelle che incontriamo anche a Portoviro, a Fornaci e a San Giusto, o se vogliamo altri complessi di dune che si trovano sempre nel comune di Rosolina, qui vicino, e quindi rappresenta quello che rimane di un importante complesso di dune che è l'antica linea di costa, la linea di costa fino all'epoca altomedievale, che lambiva il mare Adriatico Quindi sostanzialmente. rappresenterebbe anche la via Popilia questa? Sì, praticamente in passato le antiche strade romane costeggiavano questi cordoni di dune proprio perché erano all'epoca, si affacciavano alle lagune del tempo e ai tratti costieri del tempo, e quindi è un'eredità che è rimasta di queste antiche coste. Ed è importante preservarle perché poi nel tempo si sono evolute a una vegetazione di tipo di macchia mediterranea con degli habitat comunitari molto importanti che sono comuni a tutti i complessi di dune costiere, sia dall'Alto Veneziano fino all'Emilia Romagna, quindi si tratta di un complesso ambientale ed ecologico caratteristico dell'Alto Adriatico sostanzialmente, e quello che rende unici questi ambienti è che si trovano molto all'interno rispetto al mare, quindi sono dei pezzi di costa staccati dal mare, proprio perché nel tempo il delta si è protratto sempre di più in direzione est, allontanando quelle che erano le vecchie dune costiere. Quindi hanno una valenza ambientale importante, ma anche una valenza storica e geologica. Sono i nostri geoparchi, se vogliamo, da questo punto di vista. Il cambiamento anche strutturale e morfologico parte dal taglio di Portoviro, Esattamente. quindi 400 anni fa qua c'era il mare. Esattamente, il taglio di Portoviro, tra l'altro Rosolina è stata teatro di questo taglio quanto Portoviro e Taglio di Po, perché di fatto venne quello che oggi è il paleoalveo, antico alveo del Po di Tramontana, partiva più o meno da dove ci troviamo, quindi di fatto il territorio si è fortemente trasformato in questa zona particolare del delta, in particolare dopo il taglio di Portoviro. Ecco, qua siamo inseriti nel Parco del Delta del Po. Esattamente. Sinergia tra questa struttura oppure è gestito anche dal parco? No, dirò di più, questo è uno dei pochi luoghi che sono proprio di proprietà regionale, insieme al Giardino Botanico di Porto Caleri e insieme alla pineta di Fornaci a Donada. Questo è un complesso di dune acquistato in epoche abbastanza, qualche decennio fa, dalla regione Veneto, e poi è entrato ovviamente di diritto all'interno dei confini del parco regionale del Delta Veneto. Infatti all'interno ho visto Veneto Agricoltura, che è quello che gestisce, c'è l'ente che gestisce. Esatto, periodicamente le squadre di Veneto Agricoltura che prendono, diciamo, i progetti dalla regione Veneto, è l'ente strumentale della regione Veneto che effettua i lavori che la regione approva e dirige. Periodicamente svolge delle attività di manutenzione boschiva, togliendo per esempio le specie alloctone, cioè quelle che tendono a invadere il bosco, di cui si vogliono preservare le specie più importanti, gli habitat prioritari più importanti. In particolare c'è un habitat che è cosiddetto duna grigia, dove c'è un muschio, un lichene molto particolare che copre le radure. È una situazione importante sia per alcune piante molto rare come le orchidee selvatiche, ma anche molti uccelli che nidificano proprio su questi suoli a terra, come succiacapre, per fare un esempio. La gente rispetta questo ambiente? Allora, c'è tanta gente, noi quando siamo qui o per le nostre attività didattiche, sia per chi lavora qua, apprezza che
la maggior parte delle persone frequenta questi luoghi per ricrearsi, rigenerarsi. A pochi passi dai centri abitati abbiamo questa fortuna di avere questi luoghi ampi di parecchi ettari, di qualche decina di ettari, dove potersi ricreare sotto tutti i profili, perché sembra di essere in un altro mondo appena varcato il cancello. Quando siamo a pochissimi chilometri dalla Romea e a pochi passi dal centro abitato, ma non tutti purtroppo la vedono allo stesso modo. Esiste purtroppo anche una parte di popolazione che continua a sporcare questi luoghi. Bisogna parlare, dialogare soprattutto con le giovani generazioni. Secondo me bisogna lavorare di più sui giovani, che abbiano più a cuore il territorio in cui vivono, e perché questi per molti anni, per troppi anni, sono stati un po' luoghi di abbandono, luoghi dove magari abbandonare i rifiuti. Qua c'è un'attività agricola molto conosciuta, che è l'orticoltura tipica del nostro territorio. Insieme a Lusi e a Rosolina rappresentano i due poli produttivi dell'agricoltura di qualità, di eccellenza, ma per molti anni registriamo che il nylon che veniva utilizzato per le serre veniva scaricato in questi luoghi perché di tutti si considerava fosse di nessuno. Esatto. E ciò che è pubblico, che è patrimonio della collettività, non sempre è visto come un qualcosa, come un valore aggiunto di cui essere orgogliosi. A volte per alcuni, per fortuna sempre meno persone, continuano ad essere luoghi perché non appartengono a nessuno, non hanno alcun valore, quindi si può anche sporcarli. Noi cerchiamo, sia con la nostra associazione, ma da parte di tutti gli enti che sono coinvolti, l'ente parco stesso, si sta cercando insomma di far capire che le dune fossili rappresentano per le comunità che hanno la fortuna di ospitare questi luoghi che ci arrivano da un antico passato glorioso anche sotto certi aspetti, siano sempre di più valorizzate, oltre che per un turismo che per carità va incentivato, ma soprattutto per la collettività che impari a viverli correttamente questi luoghi, perché sono veramente una fortuna delle comunità che ci vivono.